È la vigilia di Natale e anche l'antivigilia. Devo dire che sono 2 puntate straordinarie che hanno sempre nel loro interno qualche sorpresa. D'altronde le sorprese a Natale. La legga lì, dai, sì. Faccia così. Dai, nome Bob. Cognome Marongio. Bravo. Data di nascita 13/11 1966. Benissimo. Segni particolari dopo. Professione prima. Esatto. Pittore. Bene. Segni particolari. Fantasioso. Ma sì, ma buongiorno Bob, buongiorno Jennifer. A tutte e due, buongiorno a tutte e due. Ce la facciamo? Sì, ce la faremo a inquadrarli molto bene. Eccoli qua. La famiglia Marongio sostanzialmente qui stamattina con grande piacere, anche perché alla fine l'idea di chiacchierare con Bob nasce dal suo estro, cioè dal fatto che comunque il marchio distintivo della pittura e dei quadri di Bob siano questi occhi grossi, e in realtà poi, come vediamo anche alle mie spalle, il fatto che questi asinelli con i denti giganti o comunque quello e gli occhi siano proprio il marchio distintivo, no? Come ti è venuta in mente sta cosa? Perché da dove è partito lo spunto? Ma come tutte le migliori cose è nato per caso. Non sapevo di fare il pittore da grande. Ma infatti tu cosa facevi prima di fare il pittore? Cioè, quanti anni è che lo fai? Ma ho iniziato, si può dire, a scuola, facendo così delle caricature. Dei professori che avevano i denti così. Avevi i professori con i denti. Ma uno più o meno si assomiglia. Uno ci assomiglia, ok, perfetto. E niente, non sapevo veramente cosa fare Molto bene. E niente, vedevo che l'arte comunque, dalla musica alla pittura, vado avanti. Oggi è così, ci sono i fantasmi, l'abbiamo già detto ieri, tu vai avanti, non preoccuparti. Qualunque cosa accada, tu vai avanti, Bob. Okay. Niente, quindi volevo fare in qualche modo l'artista. Pensavo di fare il cantante. Perché però il cantante? Non ti ho mai sentito cantare. Addirittura Jennifer, difatti faccio il pittore per questo. Jennifer non parla, ma scuote e annuisce o scuote la testa in senso di approvazione oppure di negazione. Canta, scrive anche le sue canzoni. Incredibile, parla anche Jennifer. Allora attenzione che la telecamera Jennifer all'inizio è un po' allergica, ma poi dopo quando ci prende confidenza si scioglie. Quindi scrivi anche le tue. Adesso però scusami, che tipo di canzone, che tipo di genere fai? Rock, pop Bob. Pop Bob, molto bene. E un pezzettino a cappella di qualcosa a questo punto. Scusa, prima di andare avanti sul anche versante perché, pittura e quadri. Anche perché la cantiamo assieme? La cantiamo assieme. Lei mi fa non fa nulla senza la moglie. Fa i coretti. Perché se dobbiamo scrivere la biografia, dobbiamo annotare. No, meno male che c'è. Io sono convinto che se Bob non si fosse sposato con Jennifer non sarebbe Bob. Perché secondo me Jennifer è l'ispiratrice in qualche modo di tutto quanto. La musa. La grande Eleonora. Appunto, d'Arborea, visto che arriva da Oristano. No, del Sulcis. Nel sud. Tu del Sulcis, però vivete. Lui in Montiferru. Ok, ma vivete a Oristano? No. A Cagliari. A Cagliari adesso? Nella zona francese, Rue de Sully. Nella zona francese, dove? Rue de Sully. Rue de Sully, ho capito, va bene. Ma scusa, tu vivevi a Oristano qualche tempo fa, mese fa, non so. Poi ci siamo incontrati e io ero di Bonarcado, lei di Trattalias. Avete cercato di convergere verso con Google un punto Maps centrale. Dai, cosa facciamo? Cosa cantiamo? Proprio. Sì, vabbè, ma un pezzettino a cappella, non tantissimo. Che figura, esordisce con che figura è bellissima. Lo sa che lui canta, però ti ha mai provato. Dai, sentiamo, comunque dai. L'utilitaria canta. No, non ci basta più. Finita la canzone. Vabbè, non puoi limitarti solo ad una parola. No, è una canzone che parla è un'espressione che deve essere contenuta in alcuni concetti. Ascolta Bob, ti posso chiedere di spostarti un po' più verso sinistra? Se no nella inquadratura totale tua moglie, che è graziosa, bella e simpatica, non la vediamo bene. Oh, ecco, perfetto, grazie. Come... l'utilitaria, no, non ci basta più. La canzone di cosa parlava? Parla del fatto che la macchina era piccola. Voi avete fatto tre figli. Ricordiamo come si chiamano? John, che non vuole essere chiamato John. Giovanni. Perché l'avete chiamato John? Scusate, non l'ho capito. Perché il suo nome è Giovanni. È Giovanni. Il padre l'ha sempre chiamato John. Perché spero che prenda. C'ha ragione, poveraccio. Diciamo che mi sono rifiutata di registrarlo come John all'anagrafe, ok? Ed è già un passo avanti. Ecco, per quello che dico io, che se non ci fosse stata Jennifer Bob sarebbe stato un altro Bob. Quindi Giovanni all'anagrafe, fortunatamente. Olivia, e questa l'avete registrata a Olivia? Sì, certo. Bene, perfetto. Io ero contrario.
Braccio di Ferro non esiste. No, è Giovanni. È Giovanni Braccio di Ferro e l'altro è il terzo, la terza? Iris. Ah, vabbè, questa sì. Che diciamo la pittrice di casa. La pittrice di casa. Adesso da casa non si vedrà questo quadro, è particolarmente inciso da appunto Iris, la pittrice di casa, perché lei prova a fare un po' della sua arte sopra la tua di arte, quindi dicevamo appunto che tu ti sei ispirato un po' ai professori, quindi è venuta fuori per caso, però poi gli hai dato questo marchio distintivo. Perché questi occhi grandi e questi dentoni giganteschi? Ma non so se voi ricordate Mordillo. Sì, come no, certo, Era... assolutamente sì. Non so se penso sia ancora vivente, su Wikipedia c'è ancora solo la data di nascita. Era l'artista, diciamo, che più mi metteva allegria, no? Invece per quanto riguarda le cose da dire, da fare, Benito Urgu, che salutiamo, sì, un amico, e le sue battute eccetera, io ho fatto come un mix infatti tu sei divertentissimo quando racconti le barzellette anche. Sì, adesso è lui che sborda fuori dall'inquadratura, quindi adesso vabbè, qualcuno di voi che sta in regia, se viene qui in studio a registrare l'inquadratura di Bob e di Jennifer non sarebbe male, ve lo dico così tanto per dare un consiglio. Capisco che dall'altra parte ci sia tutto e di più, però serve anche questo. Detto ciò, una barzellettina veloce prima di andare in pubblicità, una veloce, una di quelle tue, una di quelle che servono appunto per stemperare anche questo momento entro oggi, Bob, perché domani è Natale. Sì. Poi allora niente, Babbo Natale proprio natalizio in tema. Dai, sì. Mollarinci corre con le sue renne, a un certo punto una renna si cappotta, sì. La riaddrizza, poi si cappotta e gli dicono: ma non ti preoccupa il fatto? E lui dice: no, non mi preoccupa perché ho Voltaren, cioè gli mette un po' di Voltaren è una medicina. Molto bene, meno male che c'è la pubblicità. Un minuto e torniamo, speriamo appunto, e lo faremo sempre con Bob Marongio. Comunque devo dire che il tuo standard di barzellette è rimasto questo, inglese. Sì, no, ma dopo un bicchiere di Guttalax, perché alla fine quello che ti viene l'ispirazione è quella sostanzialmente. Non l'ho detta, ma credo si sia capita. Tra poco. Bene, eccoci, oggi è giornata di sorprese, quindi siamo tornati live. D'altronde è così, dobbiamo prendere quello che passa il commento. Passa che adesso Bob Marongio, dopo averci dato prova che è un grande cantante, abbiamo visto un grande barzellettiere, no, è anche l'artefice, e lo possiamo far vedere anche di questi calendari, perché Bob Marongio praticamente il 2015 in versione, anche i gatti hai fatto con questi occhi straordinari che rispecchiano anche i gatti con i denti grandi. Poi ci sono passati. Ma tu nella vita cosa avresti voluto fare? Adesso inquadriamo questo calendario 2015. Tu nella vita cosa avresti voluto fare? Il cantante, lo showman o il pittore? Oppure prima di tutto questo che facevi? Aspetta che giro il calendario, sennò c'è la luce. Eccolo qua. Ma ho fatto vari lavori. Hai fatto vari lavori. E il panettiere. Il panettiere. Anche il panettiere. Ah, però vedi? Allora c'è una telefonata. Abbiamo un ospite al telefono che ovviamente ci parlerà adesso di Dorgali e del Capodanno a Dorgali, l'assessore al turismo del comune di Dorgali, Stefano Lavra. Buongiorno Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Buona vigilia e grazie per queste due chiacchiere. Allora vi state preparando ovviamente per festeggiare il Natale, ma soprattutto anche per festeggiare il Capodanno, e possiamo far vedere anche la locandina in sovraimpressione. Che ci sarà a Dorgali l'ultima notte dell'anno? Sì, esatto. Dorgali e Calagonone intendono portare avanti una serie di iniziative volte alla valorizzazione del territorio e con animazione nel periodo natalizio e Capodanno. Quindi è ricchissimo il calendario, la musica del mare è il titolo di questa manifestazione che si protrae fino oltre Capodanno e anche l'Epifania, fino addirittura a San Giovanni e pochi di Sant'Antonio e San Giovanni. E in particolare noi saremo lieti di accogliere i turisti che sceglieranno Dorgali e Calagonone per trascorrere le festività natalizie, con un Capodanno veramente molto ricco, con 2 concerti in piazza e a seguire il DJ, quindi con balli
della discoteca. Insomma, vivere tutta la notte... Lo spettacolo pirotecnico. Esatto, all'aperto. Sullo sfondo del mare della baia di Calagonone. Ah beh, sarà meraviglioso. Speriamo che sia una notte mite da un punto di vista delle temperature, o se no ci si copre bene. Anche un po' di freddo, e ci si scalda anche con del filuverro che non potrebbe far male. La fortuna di questa baia di Calagonone, che appunto ha un microclima molto mite, quindi offre la possibilità di poter trascorrere anche nel periodo invernale una vacanza sicuramente all'insegna del divertimento, con un'offerta turistica molto ampia, dato che appunto agriturismi, bed and breakfast, ristoranti e hotel saranno aperti con i cenoni, e poi la possibilità di svolgere molte attività sul turismo attivo, con climbing, escursionismo, kayak e i siti turistici di Tiscali, Nuraghemannu, Serre Orrios e la grotta di Spinigori, che saranno aperte per le festività. Bene, Assessore, grazie per averci raccontato. Assessore. Buon Natale e buon anno a questo punto. Grazie a voi, e vi aspettiamo tutti a Calagonone e a Dorgali. D'accordo, grazie, di nuovo auguri. Un Natale. Grazie, ciao, un abbraccio, grazie. un abbraccio. Quindi stavi dicendo hai fatto anche il panettiere. Hai visto? Il panettiere e l'idraulico. Insomma, alla fine tra solo le il muratore attività devi fare, con le quali ti sei confrontato manualmente, che andavi più d'accordo, c'era il pennello. Ma perché hai fatto anche l'imbianchino a un certo punto? No. Dipingevo i radiatori. Quando facevo Senti Jennifer, visto che sei qui e quindi io te lo devo chiedere, ma a te che ti ha stregato di quest'uomo? Lui? Sì. Beh, non ne vedo altri, è lui, e quindi... Potresti rientrare a piedi. Non minacciare e vessare le donne, maschilista. Cioè, qual è la parte proprio che ti ha fatto decidere è lui l'uomo della mia vita, e con lui farò 3 figli, che tra l'altro salutiamo Giovanni, che anche lui farà il pittore. E lui e Olivia, anche lei farà la pittrice. Non lo sappiamo, può darsi. La ballerina. La ballerina, buono. Tutti quindi artisti. rimaniamo ancora, guarda che la risposta tarda ad arrivare. No, il fatto è che non so come dirti. Sì, beh, c'era molto mirto quella. Mirto. Quindi l'hai circuita, l'hai fatto ubriacare. Mi ha ubriacata. No, vabbè, abbiamo delle cose in comune che ci hanno fatto crescere singolarmente, e quindi quando ci siamo ritrovati. Bene. Aggiungo io qualcosa, anche un bel ragazzo, bisogna dire. Vabbè, quello è ovvio. È un bellissimo l'occhio ragazzo. vuole la sua parte. La parte di Jennifer è stata colmata appunto signora, da Bob. Che è una cosa bella. Dentro è ancora più bello che fuori. Hai visto? Perché lui secondo me ha mantenuto viva quella parte di Peter Pan che in molti perdono quando si cresce. Esatto. Cioè, ormai hai superato i 40, ma in realtà dentro ne avrai 15, 13. 12. Ma guarda che non è un male questa cosa. L'importante è saper scindere, cioè nel senso, quando c'è da affrontare determinate circostanze, uno ovviamente farà avanzare la parte più matura. Quando invece c'è da rimanere belli, perché poi quando si è così vuol dire che si è puliti. Sì, infatti. Puliti dentro. Si resta anche giovane sempre. Ma al di là della giovinezza dal punto di vista fisico e mentale, proprio puliti, perché sei innocente, sei candido. Ci sono tanti progetti che tu affronti, no? E quindi adesso in che cosa sei impegnato? Ma intanto a mandare avanti la Bob Art come pittore. Ok. Però mi interessa il cinema. Il cinema, attenzione, questo è un appello. Anche attore devi fare? Di Bob Marongio. Anche l'attore? Facciamo vedere prima che si chiuda anche il quadro qui, se possiamo fare un dettaglio, perché abbiamo detto che Iris è la pittrice di casa, ma il contributo è legato al fatto che, guarda, mi sposto io, spostati anche tu, perché ci sono degli scarabocchi bellissimi che sarebbero quelli di Iris. Facciamo un dettaglio velocissimo, se ce la facciamo. C'hai i microfoni davanti, aspetta, sposto io il microfono. Se facciamo un dettaglietto veloce del quadro, eccolo qui. Ci sono degli scarabocchi che non so se si vedono, però c'è il microfono bellissimo, sta bene, sembra che sia l'asinello che parla al microfono. È vero. Però non si vedono, vabbè, torniamo sulle inquadrature più larghe. E non si vedono, però sono gli scarabocchi di Iris che appunto prova a fare la pittrice. Il cinema stavi dicendo, ma qui tra poco avremo una donna che il cinema lo fa e anche bene, quindi potresti chiedere qualche consiglio a lei. Tra poco ci sarà Caterina Murino, io magari una domanda gliela farei, come si fa a diventare il cinema? Cioè, com'è nato questa storia? Ma io ho fatto una scuola a Firenze che era, diciamo, stile Saranno Famosi, dove imparavo, vabbè, fra le altre cose c'era
regia, recitazione. Io facevo un corso per animatore. Ma tu hai proprio i tempi, si vede. I tempi dilatati del cinema, quelli ce li hai sicuramente. No, comunque forse uscirò con una web series. Web series. Casa Marongiu? Tipo Sandra Raimondo? No, però va bene. Allora ci lasciamo così. Chi lo sa? Così, con questo interrogativo rivedremo Bob Marongiu nel piccolo o nel grande schermo o nel web? Nel web probabilmente. Per il momento grazie anche per questi omaggi. Questo quadretto qui questo l'hai portato per Federico? Si vede che è Federico questo, guardate che si vede proprio bene che è Federico. È la fidanzata. È la fidanzata, così ragioniamo. Perché tu pensavi fosse femmina, di la verità, tu pensavi fosse femmina, questa è Federica casomai. Federico ce l'abbiamo, se vuoi Fabio ce l'abbiamo in un contributo nelle foto, se vogliamo utilizzarlo e chiudere con questa immagine, con quello con il cappello da Babbo Natale. Questo è il vero Federico, cioè questo è mio figlio vero, in versione natalizia con la mamma, guardate qua. Guarda che meraviglia. Sembra una pubblicità questa, guarda che meraviglia. Va bene, saluto sia mia moglie che mio figlio che staranno guardando. Sarà contenta mia moglie che appunto è una di quelle come te, Jennifer, che ama molto essere messa in mezzo. Grazie, buon Natale, buon Natale a tutti. Buon Natale a voi e ai vostri figli. Noi torniamo tra poco, i due dell'abitacolo? Sì, dai, e poi pubblicità. E poi, no? Sì o no? Ditemi cosa. Sì, due dell'abitacolo, poi pubblicità e poi Caterina Murino. Quindi rimanete lì, a tra poco.